Bentornati sul mio canale. Tra poco sarà la festa del papà, quindi quale dolce migliore da fare se non le sfinge di San Giuseppe. Come vi ho detto qualche video fa, qui in Sicilia per ogni festività c'è un dolce, quindi perché non fare questo tipo di dolce molto buono, buonissimo anzi direi, sempre con la nostra ricotta. Quindi per fare queste sfinge di San Giuseppe ci occorreranno 150 di farina 00 o 4 uova grandi o 5 medie, un pizzico di sale, 100 g di burro, 250 ml di acqua. Queste servono solo per fare, questi ingredienti servono solo per fare la pasta asciutta. Invece per andare a riempirli e a decorarli ci occorreranno mezzo chilo di ricotta che ho zuccherato a mio piacimento, quindi ognuno farà un po' a suo gusto, con 5 cucchiai di zucchero e ho messo una bustina di vanillina. Ci serviranno poi delle gocce di cioccolato fondente, della granella di pistacchio, dello zucchero a velo, qualche ciliegina candita e qualche strisciolina, più che fetta, di arancia candita fatta da me. Quindi adesso ci spostiamo ai fornelli e andiamo a vedere come fare queste specialità goduriose. E allora iniziamo a fare il nostro impasto. Abbiamo preso una pentola, ho messo dentro l'acqua, metterò dentro un pizzino di sale e anche il burro. Portiamo la nostra acqua ad ebollizione e quando arriverà ad ebollizione metteremo la nostra farina. La nostra acqua è arrivata a bollore, allora mettiamo tutta in una volta la farina, diamo una girata energica, veloce e togliamo dal fuoco. Giriamo velocemente. Così. E riportiamo adesso un po' sul fuoco. Si deve creare una specie di patina un po' sotto nella pentola e allora a quel punto, quando si crea la patina, è pronta. Adesso lo metteremo in una ciotola e lo faremo raffreddare. Ok, possiamo spegnere il nostro fornello e andiamo a mettere il nostro impasto in una ciotola. Lo facciamo raffreddare perché dobbiamo unire le uova e per evitare che si cuociano le uova dobbiamo fare raffreddare il nostro impasto. Quindi lo allarghiamo un pochino così in modo tale che si raffreddi prima e ci vediamo tra un po'. Allora il nostro impasto si è raffreddato e adesso andremo a mettere le uova uno alla volta, facendo prima assorbire il precedente prima di mettere il successivo. Lo facciamo inglobare per bene. Magari usiamo la frusta. Si può fare anche in planetaria se si vuole questo tipo di lavoro. Andiamo a mettere l'altro finché non li mettiamo tutti, facciamo assorbire per bene. Ecco qui come si presenta il nostro impasto dopo aver messo tutte le uova.
vedete che bello. Adesso ci trasferiamo nuovamente ai fornelli perché questo impasto andrà fritto nell'olio abbondante, nell'olio profondo, a cucchiaiate. Allora preleviamo a cucchiaiate il nostro impasto e lo buttiamo nell'olio caldo. Il nostro olio ha raggiunto la temperatura e mettiamo le nostre sfinge nell'olio caldo. Ecco qui. Non ne mettiamo più perché nell'olio si aprono e incominciano a ingrandirsi, quindi ne mettiamo solo 3 e vediamo che grandezza andranno a raggiungere. Ecco, vedete, piano piano gonfiano, vedete quanto si sono gonfiate da quando le ho messe nell'olio, si aprono e comincia a fuoriuscire. Vedete, un'altra caratteristica di questo impasto è che si girano un po' da sole. Naturalmente l'olio deve essere messo, vedete come si è girata da sola, e deve essere messo un po' più dolce perché se no rimangono crude, si colorano e rimangono crude all'interno, quindi di dentro devono venire come dei bignè in pratica, vuoti, che andremo poi a riempire con la nostra ricotta. Questa ricetta è una ricetta di origine araba che si usa fare qua in Sicilia. Vedete come si è girata da sola? Si apre come se fosse un fiore e sboccia. Guardate, ecco che si gira, ecco che si gira, man mano che si gonfiano si girano da sole. Guardate quanto sono gonfiate, guardate, quindi mettetene poche nell'olio perché crescono tantissimo. A doratura vanno messi su carta assorbente e poi aspettiamo che si raffreddano e li andremo a farcire con la nostra ricotta. Adesso togliamo prima questo, vedete, in base pure qua ne ho preso di meno impasto, quindi è venuta un po' più piccolina. Li facciamo ben gocciolare. Ecco qui. Adesso li finiremo di fare tutti
e poi li andremo a farcire. Con questo impasto si possono fare anche degli antipastini salati, quindi è molto versatile come impasto. Ecco qua che abbiamo finito di friggere tutte le nostre sfinci, guardate che sono morbide, sono vuote all'interno, giustamente, vedete, sono piene di aria. E adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare al nostro ripieno, quindi come ho detto prima ho messo mezzo chilo di ricotta e 5 cucchiai di zucchero e una bustina di vanillina. Adesso la andrò a setacciare questa ricotta, la passerò in questo setaccino per renderla un po' più fine e poi la andrò a ultimare il condimento che devo mettere all'interno. Andrò a mettere anche le goccine di cioccolato, quindi se avete un setaccino fate così in modo tale che la ricotta viene un po' più fine. Allora, ho finito di passare al setaccio la ricotta, adesso metto le gocce di cioccolato sempre a sentimento e poi andiamo a mettere la nostra ricotta nelle sfince. E adesso è arrivato il momento di farcire i nostri sfinci di San Giuseppe. Io ho fatto un buchetto qui, vedete, sono vuoti all'interno, quindi metterò con il cucchiaino un po' di ricotta all'interno della sfincia, non tanta, la maggior parte va messa all'esterno. Ecco, adesso ci possiamo dedicare all'esterno. Addirittura alcune pasticcerie proprio non lo farciscono all'interno, ma mettono soltanto la ricotta nella parte esterna, quindi poi ognuno ha i suoi modi per farcirli. Una volta che abbiamo messo la nostra ricotta, andiamo a mettere la nostra granella di pistacchio, così, andiamo a mettere una fettina di arancia candita, così, e una ciliegina da questa parte, in questa maniera, e poi ultimiamo il tutto con una spolverata di zucchero a velo. In quest'altra maniera, così. Ecco qui. Questa è la sfincia di San Giuseppe. Adesso li farcirò tutti e li preparerò per l'impiattamento e per la prova dell'assaggio. Ed ecco qui le nostre sfince di San Giuseppe, belle condite, belle abbellite con la scorza di arancia candita e la ciliegina candita. E adesso non vedo l'ora che arrivi il momento fatidico dell'assaggio, quindi andiamo all'assaggio. E adesso è arrivato il momento che io preferisco nei miei video, è il momento di assaggiare, soprattutto quando sono dolci. Andiamo a prendere quella centrale, andiamo ad assaggiare questa golosità. Guardate qui, tutta vuota.
Troppo buono, ragazzi. Da leccarsi le dita. Quindi mi raccomando, per la festa del papà, per San Giuseppe, in onore di chi si chiama Giuseppe, io ho mio figlio che si chiama Giuseppe, o per la festa del papà, per fare contenti i vostri papà, fate questo dolcino godurioso, buonissimo, con la ricotta. È anche un po' sbrigativo, non è che ci vuole chissà quanto tempo, non ha bisogno di tempi di lievitazione e quindi è veloce da fare. Con questo impasto ne vengono all'incirca 15, poi se li fate con il cucchiaio più piccolo ne verrà qualcuna in più. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta, al solito replicatela, lasciate i vostri like, commentatela e come dico sempre io, anzi scusate, mi sono dimenticata di dirvi una cosa: non dimenticatevi di cliccare sulla campanella, perché così sarete sempre avvisati con le notifiche quando esce il mio nuovo video. Non dimenticate di farlo e iscrivetevi al canale. E con questo vi saluto, ciao a tutti e buona festa del papà, alla prossima!